Buon pomeriggio a tutti, buon giovedì. Come stiamo? Che giovedì e si avvicina quindi il weekend, magari dopo una settimana lavorativa siete un po' più rilassati? Mi auguro proprio di sì. Ciao da Cristina Ruffino, amici di Io Compro Siciliano, ecco il nostro classico appuntamento, quello a cui ormai mi auguro vi siate abituati tutti quanti. Benvenuti a Pomeriggio Special, la puntata del giovedì è dedicata, come sapete, alla nostra rubrica Moda e Tendenze. Oggi avremo due ospiti e avremo modo di parlare di due argomenti molto interessanti. Io sto per accogliere il nostro primo ospite di questo nostro giovedì pomeriggio. Lui è un imprenditore di successo nel settore dei media e ambito radiofonico. Le vicende della vita lo hanno portato a fare delle scelte non preventivate e a credere nel suo progetto puntando su se stesso e iniziando un percorso lavorativo nell'ambito dei media, reinventandosi nell'ambito della comunicazione. Motivato e appassionato del suo lavoro, è un esempio per chi come lui ha creduto nelle proprie potenzialità e nel suo fiuto imprenditoriale, ottenendo veramente degli ottimi risultati, bisogna dirlo. Completa il mosaico del suo contesto professionale nell'ambito dei media e della comunicazione l'acquisizione di Radio Studio 90 Italia, solo musica italiana, che rappresenta ormai un riferimento per la realtà catanese con ascolti elevati. Lo accolgo nel nostro pomeriggio Fabio Nocito, editore titolare di Studio 90 Italia, solo musica italiana. Benvenuto Fabio! Ciao a tutti, grazie, grazie per la presentazione meravigliosa, grazie. Ma grazie a te per essere il nostro ospite oggi pomeriggio. Allora Fabio, con te parliamo di tendenze sì, ma parliamo con te di musica, parliamo di radio. Allora, da poco più di un anno a questa parte, tu ti sei sempre occupato di comunicazione, ma da poco più di un anno a questa parte hai deciso di interessarti anche al mondo della radio. Allora, questa scelta è stata dettata da cosa? Come mai ti sei lanciato nel mondo radiofonico? Beh, il progetto della radio è un progetto che parte da lontano. Diciamo che io ho iniziato il mio percorso con l'outdoor nei primi anni del 2002 e pian pianino sono cresciuto in quel mondo lì. L'idea di creare, di allargare la propria offerta, il proprio paniere, il proprio book di prodotti nasce da lontano, dall'idea di andare a colpire più utenti possibili, no? E da lì nacque l'idea, un matrimonio lavorativo fatto qualche anno fa con il nostro direttore Fabio Zappalà, col quale abbiamo condiviso un progetto e da lì siamo andati avanti. L'accanimento, la perseveranza nel voler acquistare Studio 90 Italia, diciamo che oggi ci ha ha pagato gli sforzi fatti, perché Studio 90 Italia gli si deve dare merito al suo creatore, che era il Cavaliere Recca, che aveva creato una realtà veramente meravigliosa, è stato molto bravo. Noi diciamo che abbiamo rinnovato tutto, ci siamo caricati sulle spalle questa nuova sfida per il futuro e grazie a Dio il lavoro fatto bene, con passione, ad oggi ci premia e speriamo che continui a premiarci. E tra poco parleremo di questo premio, di questi risultati. Fabio, tu tra l'altro appartieni a quella categoria di imprenditori siciliani che continua ad investire invece di lamentarsi. È Ma vero. lamentarsi conta poco, cioè serve a poco lamentarsi, la vita ti riserva sempre delle novità, spesso, purtroppo ultimamente, per questo periodo di crisi, non sempre positive, ma lamentarsi serve a poco, quindi testa bassa e lavorare, proviamo a trovare nuove soluzioni e a cercare nuove opportunità. Sì, continuiamo a investire, adesso abbiamo tanti progetti, nonostante l'anno terribile ci siamo lasciati alle spalle,
ma diciamo che è ancora la nostra realtà quotidiana, perché ci scontriamo con una realtà commerciale assai complessa. Però ci sono tanti imprenditori coraggiosi, tanta gente che ha voglia di continuare a investire nella propria attività perché ci crede, lo fa con passione, non è soltanto una cosa meramente economica, meramente danarosa. Sì. E lo fa chi fa impresa, lo fa con passione, e quando c'è passione nel lavoro che fai, secondo me è la chiave che apre tante porte, non dico tutte, ma tante porte. È vero. Lamentarsi sia da poco. Allora, la squadra di Radio Studio 90 Italia è una squadra straordinaria, complimenti, grazie Luca, grazie. Grande Fabiuccio, scrive Fabio, Studio 90 Italia numero uno, grazie. Super, scrive Paola, buon pomeriggio anche a te Paola. Devo dire Fabio che comunque, vabbè, Studio 90 Italia è una radio che tra l'altro nonostante il periodo che si sta vivendo, che è un periodo di veramente tanta difficoltà, ha avuto dei risultati veramente molto importanti. Me ne parli tu? Guarda, io ho la fortuna di avere uno staff meraviglioso, di professionisti eccellenti, capaci, competenti. Io sono nuovo in questo mondo della radiofonia, e ho apportato le mie idee, quello che era la mia idea editoriale, concordata sempre con il grande direttore, una spalla importante. E, e comunque insomma lo staff fa la differenza. Poi è vero che il format della radio è un format che paga, perché abbiamo creato un format di informazione e intrattenimento importante, quasi come oh, scusate, come C'è caduto, c'è caduto Fabio Nocito, non ti preoccupare. Vai. al pari di un network nazionale, quindi abbiamo fatto le cose, proviamo sempre a fare le cose pulite, ordinate, con una sua identità ben chiara, e poi la musica italiana è meravigliosa, e questi ultimi anni ha avuto è un continuo crescendo, quindi proprio dicevo prima l'accanimento nel voler acquistare Studio 90 Italia, perché è stata una cosa abbastanza lunga, proprio per questo, perché avevamo volevo una radio, volevo una testata che avesse una sua identità ben chiara, ben definita, e Studio 90 Italia lo ha sempre avuto, e oggi paradossalmente ha rafforzato, perché abbiamo allargato, essendo una radio commerciale, abbiamo allargato il nostro target, e riusciamo a mettere in onda un mix di musica veramente valida. Io magari sono di parte, però i professionisti che mi stanno accanto se lo meritano. Cioè, oggi se abbiamo avuto la certificazione, siamo la prima radio a Catania, lo dobbiamo a loro, è un merito loro, perché insomma la passione che loro mettono tutti i giorni, dal tecnico, dal fonico agli speaker, al direttore soprattutto, insomma è merito loro. Poi la visione l'abbiamo avuta e continuiamo a tenere la rotta. Abbiamo tanti progetti e speriamo di non fermarci qua. E ne parliamo tra poco dei progetti, Fabio. Scusa perché abbiamo anche Deborah che scrive: buonasera, io compro siciliano e complimenti per le sinergie made in Sicily che create. Complimenti al vostro ospite radiofonico, altra risorsa siciliana. Bravi, grazie Deborah. Poi Daniele scrive: grandi, grazie Daniele. Buon pomeriggio anche a voi, grazie per averci scritto, e quindi continuate anzi a scriverci se avete delle domande particolari. Allora, Fabio, tu parlavi di progetti. Studio 90 Italia ha ottenuto veramente un grandissimo risultato, perché la prima radio su Catania e provincia, e tra l'altro è un po' difficile ottenere questi risultati straordinari per una radio che è una radio che fa soltanto musica italiana, quindi ricordiamo questa cosa, è abbastanza difficile, però insomma, grandi. Esatto, scusa se ti interrompo, quando un anno fa, o poco più di un anno fa, acquistammo Studio 90 Italia, molta gente ci dava per spacciati. Oggi siamo orgogliosi, ci battiamo il petto, e è un bel risultato. Con orgoglio
Diciamo che abbiamo tanti progetti, quest'anno orribile, questa realtà di questo momento un po' ci ha frenato, ma non ci stiamo fermando lo stesso, ci fermiamo, continuiamo ad investire, le nostre aziende continueranno a voler vedere, a credere nel futuro, perché insomma dobbiamo credere, lamentarsi conta poco, come dicevo prima, Sì. e ho una squadra di persone meravigliose e questa è la cosa più importante. Fabio, vorresti dare un consiglio a quegli imprenditori che si trovano ovviamente in difficoltà? Dai un consiglio. Non molliamo, anzi non mollate perché dovete avere molto coraggio, no, nell'andare avanti. Fabio, come ha fatto Fabio? Fabio, pensaci tu. Guarda, ho letto qualche sera fa un libro dove diceva ai pazzi, ai coraggiosi e ai pazzi. Beh, vanno a braccetto i pazzi coraggiosi, nel senso che bisogna avere coraggio e quel pizzico di follia, e quell'ostinazione nell'andare avanti anche quando il vento tira contrario. Mm, E poi ci vuole tanta convinzione in quello che sì, fai. è Questo vero. sicuramente. È vero. Ciao Cristina e complimenti per la tua grande professionalità. Io compro siciliano e Radio Studio 90 Italia in sinergia. Viva la Sicilia! Grazie Chiara, viva la Sicilia sempre. Io compro siciliano sempre. Facciamo andare avanti gli imprenditori siciliani che se lo meritano e supportiamoli in tutto e per tutto. Fabio, io ti ringrazio per essere stato in mia Grazie a compagnia te. oggi pomeriggio. In bocca al lupo per Prego, tutto. A viva il voi. lupo, A viva il te lupo. e anche a me. Un Viva il lupo abbraccio. sempre. Ciao. 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 Ciao Fabio, grazie. Ciao. E allora, abbiamo parlato quindi di radio, no? Anche la radio viene inserita nell'ambito di moda e tendenze perché la radio fa tendenze, ovviamente. E adesso cambiamo argomento perché ho un'altra ospite. Eh sì, allora, lei è un art producer e consulente creativa, imprenditrice che lavora tra Palermo e Milano. Grande figura professionale ricca di creatività e di grinta, organizzatrice di eventi culturali e artistici pubblici di grande impatto che coinvolgono la comunità grazie alle sue collaborazioni con le istituzioni. I suoi settori spaziano dal campo della creatività all'arte, al design, dalla musica allo spettacolo, mettendo in relazione persone e idee per realizzare progetti con una marcata personalità. Fondatrice di Arte Eventi, accolgo a questo punto una donna, Stefania Morici. Ciao Cristina e grazie per questo invito. Tra l'altro sono nel contenitore giusto perché ho sentito parlare di Brava. coraggio, positività e oggi è importante sottolineare la forza che dobbiamo avere tutti per rimettere in moto le cose. Quindi sono contenta di questo invito, sono contenta anche questo vostro format è giovane e nuovo, quindi anche voi premiati per questa capacità di creare in un periodo molto complesso e difficile come questo nuovi format, nuove occasioni di riflessioni e di aggregazione. Quindi vi faccio complimenti in anticipo perché insomma va premiata la capacità di fare in questo momento, che insomma è un momento in cui tutti la tendenza è quella appunto di bloccare qualsiasi tipo di iniziativa Esatto. in qualsiasi settore, insomma, non solo nel campo dell'arte e della cultura. Tu, tra l'altro, fai parte, come dicevo prima anche al nostro ospite Fabio Nocito, tu fai anche parte di quegli imprenditori che dicono non ci lamentiamo, andiamo lo stesso avanti, proseguiamo. Quindi lanci questo messaggio di Assolutamente sì. positività. Sì, non è facile perché ovviamente sappiamo tutti, non possiamo nasconderci e nascondere la realtà, viviamo un momento storico che in tutto il mondo è tragico e difficile, però secondo me in questo momento tutte le forze, tutte le energie devono essere concentrate proprio nel rimettere in moto, come dicevo prima, la nostra società. E la cultura è importante, cioè oggi sento parlare di numeri, di contagi, di morte, però insomma c'è tanta gente che è bombardata in continuazione da questi segnali negativi che ci arrivano e che sono reali perché ovviamente stiamo vivendo in prima persona e ormai tante persone
che conosciamo hanno avuto, stanno vivendo storie anche drammatiche, Sì. quindi però è importante appunto pensare anche all'anima, e tante persone, come stavo accennando, stanno vivendo anche un momento di depressione, quindi le nostre anime, il nostro spirito, le nostre menti devono anche respirare e poter credere nel domani e in un presente che dia la possibilità di andare oltre. Tu, Per Stefania, questo come sei io riuscita ad andare oltre? Scusa se ti ho interrotto, come sei riuscita ad andare oltre? Perché tu, la cultura, con un diciamo che ha pizzico avuto di pazzia, come, un'ammazzata, come dicevate prima, ci vuole un po' di coraggio, tanti no, però non arrendersi ai no che hai davanti. Insomma, io ho cercato in questi ultimi mesi, anche durante il lockdown, di portare avanti delle iniziative per lanciare appunto attraverso l'arte messaggi e valori, sottolineando l'importanza della rinascita e della ripresa, e quindi ho cercato tra le persone, ovviamente spesso non ho riconosciuto i miei simili, perché ho anche persone sì. che come me hanno sempre vissuto di lavoro attraverso l'arte, la cultura, lo spettacolo, la musica, si sono un po' lasciate andare, e quindi spesso è stato anche duro trovare in persone che stimo proprio l'azzeramento di tutte le energie, e quindi ci sono stati dei no, però ho Immagino. superato, ho cercato insomma in giro per le voci positive, di trovare quelle persone fuori dal coro, perché in questo momento il coro è appunto un no generale, è il pessimismo assoluto, e quindi ho cercato di unire le energie e di coinvolgere, motivando, credendo naturalmente in quello che faccio, e trovando Brava, persone che come me credono in questa necessità, perché adesso è diventata proprio una necessità certo. ricominciare e reazionare. Io non sono d'accordo su tutte queste chiusure, non sono d'accordo sulla chiusura dei teatri, dei cinema, avrei da dire una serie di infinita di cose, non so se questo è il momento adatto, però comunque dobbiamo assolutamente non farci prendere dallo sconforto, questo è indispensabile, ma non solo appunto per noi, ma per i nostri ragazzi, per i nostri figli. In questi giorni le cronache parlano di episodi drammatici Sì. di bambini che si sono suicidati. Oggi leggevo un articolo che molti adolescenti stanno vivendo proprio una depressione, cioè vengono curati, hanno una solitudine che prima appunto non Non avevano. conoscevano. E quindi dobbiamo impegnarci, è un obbligo, cioè dobbiamo veramente uscire, anche se non è facile neanche per me, a volte anche io sono un po' giù, però cerco sempre guardo per i miei figli e dico no, ce la devo fare, devo creare una società migliore. Ecco. Ed è importante fare questo secondo me, quindi agire anche con un pizzico di follia e fregarsene, fare un po' uno scudo contro quello che in questo momento ci viene addosso. Hai lanciato un Quindi messaggio veramente molto, molto importante, Stefania, è vero, hai detto bene, i ragazzi purtroppo in questo momento anche loro, bambini, ragazzi, non si stanno riuscendo a concentrare con i ragazzi della loro stessa età, i bambini che vanno alla materna, che vanno, non riescono a crescere, hanno perso praticamente un anno della loro infanzia, no? E quindi purtroppo si trovano anche loro in una situazione di disagio. Allora, Stefania, tu fai spola tra Milano e Palermo, esatto. Ora, in questo momento dove ti trovi? io adesso a Palermo, in questo momento sono a Palermo, ma sono in collegamento costante con Milano perché sto organizzando 2 eventi a Milano, e quindi sono praticamente nel vortice dell'organizzazione, insomma, sperando che non cambino ulteriormente le condizioni esterne, però insomma in questi ultimi mesi ho cercato di pensare ad eventi proprio che tenessero conto del Covid, della situazione, quindi però io sono un po' contro tutta questa parte, diciamo, in streaming, cioè l'evento deve essere anche reale, non puoi solo fare cose che vengono trasmesse, il contatto ci deve essere, l'arte è anche la realizzazione di opere, di mostre, di installazioni,
anni, quindi Sì. quello ti deve dare un'apertura verso nuovi orizzonti, verso nuove realtà, un modo diverso di pensare e di spezzare appunto la quotidianità. L'arte ha questo scopo di portarti dentro altri mondi, È vero, è e vero. quindi è importante che sia intorno a noi, non solo appunto attraverso il video, che è importante, per carità, la comunicazione, tutti i mezzi di Certo. comunicazione oggi sono indispensabili, però è anche importante ritornare al contatto, e proprio a tutti i sensi, che non è solamente la vista, noi dobbiamo toccare, dobbiamo percepire gli odori, Sì. le atmosfere dei luoghi, quindi noi siamo degli esseri multidimensionali, quindi il nostro corpo è comunque legato alla mente, e quindi siamo energia e che dobbiamo trasferire agli altri. Io credo molto in Ovvio. questa, nel discorso energetico, sia dell'arte ma anche di noi esseri umani, quindi a volte mi arrabbio quando trovo le persone Sì, un po' troppo immagino, 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 già ho capito, è vero, poi noi siamo molto da contatto, no? Molto, quindi questa cosa credo che ci pesi ancora di più. Abbiamo intanto il primo video, Stefania, di cui parliamo tra poco, intanto lo vediamo. Grazie. Il culto di Santa Rosalia è ancora oggi vivo e forte per tutti i palermitani. Lei, Rosalia, compiendo un gesto estremo, radicale, invita tutti, al di là del credo religioso, a cosa? A guardarsi dentro, a cercare le risposte nel silenzio, che oggi vale più dell'oro. Il suo esempio ricorda a ognuno di noi che possiamo fermarci un momento, riprendere le redini della nostra vita. Un insegnamento questo che tutti, qualunque sia la nostra fede, possiamo attuare giorno dopo giorno. Ecco allora che le feste del 15 luglio e del 4 settembre diventano le occasioni per pensare e celebrare oggi in maniera diversa la Santuzza, sentirla accanto a noi in questa epoca delicata dove una nuova peste fa vacillare gli animi e la fede. Palermo, chi currissi in abbandono, Era alla morte, condannato ognuno, torna Palermo libera com'era. sotto il nome di sta rosa austera. Rosalia è più vicina di quello che pensiamo, è in ognuno di noi, vive dove vive la speranza, nel sorriso di un bimbo, nel fruscio delle foglie, nell'acqua che cade, in una carezza ricevuta, in una frase d'amore letta per caso, in una preghiera rivolta con fede e nel profumo delle rose. Rosalia, rosa mia. Allora, Sì. quando l'arte, quando la cultura, quando la fede non si fermano, grazie a Stefania Morici, tu hai organizzato uno street art, si chiama, mi pare, è È anche un flash un mob flash tra mob. street art e land art, sì, quindi insomma sono delle installazioni create in diversi luoghi di Palermo, Sì. proprio durante la festività religiosa di Santa Rosalia, che Santa come Rosalia. tu ricorderai è stata bloccata per il Covid, quindi questo è diventato l'unico evento in città per celebrare in maniera artistica, insomma, la nostra patrona, ed è stato un evento molto bello, ben riuscito, e poi che ci ha regalato la grande emozione di ricevere la benedizione apostolica del Di Papa Santo Padre Francesco. Francesco, e quindi insomma questo è stato per noi qualcosa che è andato al di là di tutti gli sforzi, perché insomma ci ha ripagato, siamo arrivati proprio come volevamo, con quel messaggio di speranza, di amore, Sì. perché come aver visto l'installazione era composta da migliaia di cuori e volevamo proprio lanciare in aria, proprio far volare questo, con la leggerezza, Bello. questo messaggio di amore che insomma che in questo momento ci manca, proprio la Sì. condivisione, lo stare insieme,
e anche sentirci abbracciati e protetti. Siamo un po' tutti più deboli e più fragili, quindi Es- è importante far sentire la vicinanza e dare coraggio, come dicevo all'inizio. È stato difficile, Stefania, organizzare una cosa del genere? Molto difficile perché, come ti dicevo, quando ho iniziato a cercare intanto i partner che mi aiutassero nel progetto, ho avuto Certo. più no che sì, e questa è la tendenza del periodo, non è facile. Poi in Sicilia in particolare, insomma, sono delle logiche un po' diverse da altre città. Insomma, lavorano un po' sempre gli stessi schemi, le stesse persone, insomma, è difficile far Sì. vincere delle idee per quello che sono, insomma, quindi io fortunatamente ci riesco, però non è così automatico, ecco. Beh, però col tuo temperamento, con la tua grinta ce l'hai fatta. E come sei Ce l'ho riuscita, tra l'altro, fatta. anche... Sì, come sei riuscita, tra l'altro, anche ad organizzare un'altra cosa per un'altra città, che è Sì, Milano, per no? Milano, Perché proprio Milano adesso. ha un altro patrono, che ha un altro Esatto, sì, patrono abbiamo pensato di sentitissimo. fare una cosa simile a Milano per Ecco, Sant'Ambrogio, e anche questo è stata una cosa che di un'importanza anche dal punto di vista personale, perché sono riuscita a portare intanto a Milano un artista siciliano ecco. molto conosciuto e famoso proprio per i suoi murali, le pitture murali di grandi dimensioni che lui ha realizzato in Sicilia sono oramai diventate iconiche, insomma, sono conosciute. Sì. Però portare a Milano intanto un siciliano, per me questa è stata pure una piccola soddisfazione personale, ma al di là di questo, diciamo, il progetto è stato un progetto anche un po' sia romantico che rivoluzionario, perché è la prima volta che nel centro di Milano viene realizzato un murales di grandi dimensioni. È un progetto che è nato con il Comune di Milano, con il supporto del Comune di Milano e con il patrocinio del Pontificio Consiglio della Cultura, e abbiamo un po' anche qui rivoluzionato la visione di Sant'Ambrogio, perché Sant'Ambrogio è diventato uno di noi, è raffigurato con il volto di un apicoltore realmente esistente che si chiama appunto Michele Bonfoco, che ha un'azienda nell'Oltrepò Pavese, e quindi si occupa di api. Un po' noi forse siamo diventati tutti delle api, perché siamo in una fase di estinzione, quindi dobbiamo È vero. imparare a rispettare di più l'ambiente, rispettare più noi stessi e ritrovare quegli equilibri che forse avevamo perso. Purtroppo il Covid che è terribile, non doveva essere forse questo il modo per farci capire certe cose, però ci sta anche sottolineando degli errori, forse eravamo diventati veramente la caricatura di noi stessi, eravamo troppo Sicuramente. esagerati nei modi di vivere, quindi allora Ci ha fatto un po' assestare un attimo, ci ha fatto un attimino sì, riflettere sicuramente. un po' sì, Io ho un altro purtroppo. contributo, Stefania. Per i nostri telespettatori abbiamo un altro contributo interessante che direi di vedere subito. Va bene, grazie. Igor Scalisi Palminteri, che è stato colui che, come hai detto prima, ha realizzato questo straordinario murales. Sì, Come hanno Igor è un accolto tutto questo i artista milanesi, Stefania?
È stato un successo, guarda, perché comunque intanto appunto la novità, perché era la prima volta che veniva realizzato un murales su Sant'Ambrogio a Milano di queste grandi dimensioni, è in corso 22 marzo, quindi da adesso in poi, da quando sono finiti i lavori, è lì e continua a proteggere, a vegliare su tutti i senesi. Però appunto è stata un'esperienza meravigliosa, rivedere queste immagini è ancora emozionante perché racchiude il video, racchiude un po' tutto quello che è il sentimento che noi abbiamo provato, l'amore per la città, la nostalgia, c'è un po' di malinconia, però vedere Milano che comunque continua a muoversi, ad andare avanti, questo è un po' quello che stiamo facendo tutti noi nel mondo, cerchiamo di andare avanti e di trovare, cercare intorno a noi dei simboli, dei segnali, la possibilità di aggrapparci a qualcosa. Quindi io inviterei veramente tutti, smettiamola, è importante, è naturale, esiste questa pandemia, però chi può, chi è più forte di altri deve cercare di dare coraggio agli altri e deve cercare di creare veramente rapporti migliori con il prossimo, insomma, è una società migliore e importante, insomma, abbiamo un futuro che ci aspetta e lo dobbiamo proteggere, insomma. Quindi... Altro che Stefania. Allora, abbiamo un paio di messaggi, siamo in chiusura. Brava Stefania, scrive Anna. Ciao Anna. Marina scrive complimenti. Luca, questo tipo di video rappresenta l'arte, quella vera. Che capolavoro. Sono d'accordo, Luca. Bellissima puntata, scrive Celine. Grazie Celine, noi ci vediamo con Celine domani. Stefania, noi siamo arrivati al termine. Velocemente una battuta. Progetti tuoi imminenti. Hai qualcosa che sta bollendo in però non li dico perché insomma non è mia abitudine annunciare, diciamo, prima, però ho due progetti molto grossi a Milano, uno ad aprile e uno a giugno. Quello di giugno posso dirlo appunto perché già è stabilito ed è una mostra molto grossa, insomma, importante su Max Papeschi, però con tutte opere inedite, insomma, stiamo lavorando a questo appuntamento e sarà a giugno, appunto sempre se il Covid ce lo permetterà, non cambierà. Speriamo di sì. Esatto, però insomma noi stiamo lavorando a questo obiettivo e poi ho dei progetti anche sia su Roma che su Palermo e quindi lavoro praticamente ormai in continuazione perché credo, come ti dicevo, nel rimettere in moto la nostra società e le nostre vite. E quindi faccio un appello anche a tutti gli altri miei colleghi, operatori del mondo dello spettacolo, non scoraggiatevi, ma cercate appunto di contribuire più che mai come fosse appunto un obiettivo ma anche una missione e quindi uniamo le forze, non chiudiamoci, nelle difficoltà si può dare una mano reciprocamente e oggi le sinergie sono, come dire, anche una possibilità di rinascita. È vero. Quindi aiutiamoci e creiamo rete se possibile, senza farci rivalità, vi porto in faccia che non serve a nulla. Ed è un po' di solidarietà ci vuole, diciamo, quindi collaboriamo tutti insieme. Io penso che ancora ci sia questa preoccupazione invece bisogna proprio alleggerire un po' la propria coscienza, la propria anima, la propria capacità di confrontarsi con la vita. Poi insomma siamo qui ora e di passaggio, quindi dobbiamo rendere il nostro passaggio qualcosa di speciale e quindi lasciare un bel ricordo, indubbiamente. Brava. Esatto, non facciamoci guerre inutili, questo. No, assolutamente. Stefania, grazie per la tua grinta, grazie davvero, sei un esempio, davvero per tutti. Grazie Stefania. Quindi grazie e complimenti anche a voi, grazie. Grazie Stefania, un abbraccio, grazie, a presto, anche ciao. Grazie a tutti, ciao. Grazie, ciao. Grazie. Ciao. Oh, questa è la Sicilia che ci piace. Abbiamo avuto due esempi di come si può andare avanti nonostante le difficoltà e di come si possa veramente investire nel futuro, credendoci e con molto coraggio sicuramente. Allora, sono arrivata al termine, vi ricordo, lo vedete qui sottoscritto, stasera vi ricordo l'appuntamento con Vincenzo Canzone, arriva Sicily On Air alle 21:30, altra puntata incredibile da non perdere, poi
Domani ci saranno delle novità, ma ovviamente come sempre io non dico nulla. Domani l'appuntamento sarà con i viaggi di Io Compro Siciliano insieme alla nostra bella e brava Selina Alcalà, e avremo anche una sorpresina all'interno, però per scoprire di cosa sto parlando ci sentiamo domani e ci vediamo domani alle 18 con Pomeriggio Special. Grazie Paolo, il nostro regista, sempre insomma lì a coordinare tutto, a impazzire dietro di noi. Grazie anche a Marzia, che è veramente anche lei fenomenale. Da Cristina Ruffini è tutto, vi abbraccio fortissimo. Domani tirerà aria di weekend, ma noi vi faremo viaggiare e vi porteremo dove? Lo scopriamo domani. Un bacio. Io Compro Siciliano, Pomeriggio Special, sigla.